Benvenuti allo studio del venerdì. Siamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Questa sera commenteremo il capitolo 19 che inaugura il terzo viaggio missionario di Paolo Apostolo, ognuno di essi caratterizzato da una sosta particolare o particolarmente prolungata in una città o in una regione. Il primo riguardava la regione della Galazia e della Frigia, il secondo viaggio chiudeva con una sosta a Corinto. Ora il terzo è caratterizzato dal conoscere, vivere, predicare il Vangelo in una città di nome Efeso. Per 3 anni circa il suo ministero venne dedicato alla città e nella città. Se dovessimo avere una webcam, come potremmo descriverla? È una città greca con una lunga storia. 1100 avanti Cristo significa che ai tempi di Paolo aveva già più di 1000 anni di storia. Prima una città dello splendore persiano, poi una città conquistata da Alessandro Magno nel 334 avanti Cristo, soprattutto una città ricca di divinità, in particolare consacrata alla dea Artemide, oppure chiamata dai romani la dea Diana. Una città con un teatro all'aperto che poteva ospitare circa 24.000 persone. I numeri ci danno la cifra della sua imponenza non solo per la città di Efeso ma anche per tutta l'Asia. Il teatro veniva utilizzato sia per gli incontri pubblici dove si esercitava un'azione politica, come anche per attività religiose dedicate alle divinità o alla divinità nella città. Era un centro di commercio che si sviluppava in tutta la piazza, c'erano i tribunali, come anche delle scuole di medicina. Infine, Efesini è la città dove era edificato il tempio della più grande dea del momento, la dea Diana, la dea Artemide, considerato dalla civiltà di quel tempo una delle 7 meraviglie del mondo antico, 4 volte più grande del Partenone sull'Acropoli di Atene. Questo per darci un'idea della grandezza di questo tempio. Ultima caratteristica del tempio: in una stanza interna, detta forziere, venivano custodite tutte le ricchezze del paese, non solo di quella città, ma di tutta l'Asia occidentale. Una vera e propria banca. Ora vi faccio vedere un breve video di 1 minuto circa che ci dà l'idea un po' attuale di cosa stiamo parlando. Prego la regia. Vedete come era grande il teatro? Ecco, questa era la strada che dal porto andava verso la città, una strada a lastri di marmo. Bene, possiamo anche iniziare a sfumare il video e ritorniamo un po' alla narrazione che a breve leggeremo. Sarà caratterizzata da un impegno di Paolo Apostolo in una serie di questioni da risolvere.
Alcune persone non conoscevano ciò che era avvenuto dopo la predicazione di Giovanni Battista, che annunciava la venuta del Messia. Non sapevano che lo Spirito Santo era stato dato a Pentecoste, così come promesso dalle Scritture. Dovette anche affrontare un conflitto nella sinagoga, nonostante parlasse nel suo solito modo, ovvero con franchezza e persuasione, costretto quindi ad abbandonare la sinagoga. E questo testo che leggeremo in premessa ci fa capire un po' l'animo, i sentimenti, le emozioni che in qualche modo possono pervenire dalla lettura di Atti capitolo 20, versetti da 18 a 21. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. E ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Il ministero risultava molto difficile ad Efeso. Paolo non era uno dalla lacrima facile. Alla fine della nostra riflessione questo testo ci aiuterà a fare alcune considerazioni. Ma questi conflitti non sono finiti. Il terzo conflitto che Paolo avrebbe incontrato era quello con i maghi della città. Possiamo immaginare anche le difficoltà. Infine un conflitto con la religione commercializzata di Stato. Ad Efeso gli orefici avrebbero rivendicato i loro affari, la perdita dei loro introiti, sollevando una sommossa contro Paolo e i suoi collaboratori. Pertanto era necessario lasciare la città. La lettura ci porta dentro varie tensioni che sono state brevemente illustrate, ma possiamo anche vedere come queste tensioni vengono affrontate e risolte. Ora vorrei leggere con voi i primi 22 versetti del capitolo 19 e poi nella seconda parte andremo a conclusione del capitolo. Capitolo 19. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse loro: con quale battesimo siete stati dunque battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Quando Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò 2 anni. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, ebreo capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?
E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su 2 di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti, giudei e greci, che abitavano ad Efeso. E tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolatene il prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Dopo questi fatti Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. Dopo essere stato là, diceva: bisogna che io vada anche a Roma. Mandati in Macedonia 2 dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, egli si fermò ancora per qualche tempo in Asia. Fin qui la parola del Signore. Rileggendo i primi 4 versetti, analizzeremo questi conflitti come se fossero 4 scene. La prima di esse è quella di rendere dei discepoli persone complete. Rileggerò proprio i primi 4 versetti. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli. Egli disse loro: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Allora la scena, questa è la prima scena, 12 uomini che dovevano conoscere in particolare ciò che sarebbe accaduto dopo Giovanni Battista, ovvero rendere noto che colui che Giovanni Battista annunciava quando predicava, stiamo parlando di Gesù, si era pienamente manifestato agli uomini. Annunciare Gesù ancora oggi, nonostante siamo in un tempo storico di forte scetticismo, soprattutto in Occidente, significa che diamo un'opportunità a chi lo accoglie e renderle delle persone complete, soprattutto delle persone adeguate a cambiare qualcosa nella società del proprio tempo. Infatti lo Spirito Santo conferiva e conferisce potenza. Versetti 5 a 7. Udito questo, quindi c'è un ascolto, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Questi discepoli non sapevano che il momento storico di attesa si era realizzato alla croce. Non conoscevano gli eventi della Pentecoste, ove Pietro predicò, quindi poter ricevere la pienezza di quelle benedizioni. Possiamo dire che l'incontro di Paolo ad Efeso provocò una piccola Pentecoste. Tutti quelli che lui incontrò furono battezzati e ricevettero lo Spirito Santo promesso. 12 uomini resi completi dall'annuncio del Vangelo. Il Vangelo ha sempre questa caratteristica di essere un messaggio inclusivo e soprattutto che completa le nostre vite, probabilmente coste. Versetto 8, poi avviene qualcosa. Cambia la scena, possiamo dire. Poi entrò nella sinagoga. Quindi non c'è più l'incontro con questi discepoli, ma entra in un altro luogo. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere
dicendo male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Il secondo conflitto da affrontare sarebbe stato all'interno di una sinagoga, predicando per 3 mesi il regno di Cristo inaugurato alla croce. È un contrasto con quei discepoli che bramavano ricevere quelle notizie, a loro mancava qualcosa, avevano comunque curiosità di sentirle, per altre persone quelle notizie non erano gradite. La sinagoga incomincia ad essere un luogo ostile al Vangelo. La franchezza e la persuasione sono le caratteristiche di una efficace esposizione del Vangelo. Poter convincere, provare i fatti, renderli chiari, insomma vissuti ed espressi in una maniera inequivocabile. Non so se percepiamo anche un certo movimento. Se vogliamo fare discepoli, dobbiamo andare. Il mandato missionale ci spinge ad andare dalle persone. È anche una chiave di lettura per il nostro tempo. Andiamo perché in questo modo possiamo fare qualcosa per loro e dire qualcosa per loro. Prima di portarli in chiesa, entriamo prima nelle loro vite e cerchiamo di capirli. Le resistenze di alcuni fanno parte del prezzo che si paga. Il testo ci dice che i cuori erano induriti in qualcosa, si ostinavano. Se posso portarvi un parallelo conosciuto in Egitto, descriveremo sicuramente il cuore del faraone, ma descriveremo anche il cuore di un popolo nel deserto che morì a causa della durezza del loro cuore. Paolo ha questo tipo di uditorio, duro di cuore e che parla male della via. Usa questo termine perché, se ricordiamo, è il primo codice che identificava i cristiani. A quel punto, data l'ostinazione, Paolo separò i discepoli e iniziò ad insegnare nella scuola di Tiranno, dove presentava la causa del Vangelo alla città. Il nome Tiranno lascia pensare al nome del proprietario dell'immobile o il nome dell'insegnante. 2 anni di docenza in una scuola, dato che la sinagoga era diventata un luogo ostile. Un tempo caratterizzato da un annuncio ai popoli più rappresentativi, affiancato da segni e miracoli. La potenza di Dio si esprimeva nella guarigione dei malati fisici e spirituali per mezzo di Paolo. Il ministero dato ad Efeso avrebbe avuto un impatto su quelle chiese descritte proprio nei capitoli 2 e 3 di Apocalisse. Un instancabile Paolo che, oltre al lavoro, quello di costruire tende o conciare le pelli, avrebbe esercitato anche un'attività di docenza giornaliera che avrebbe cambiato, influenzato la società di quel tempo e la Chiesa di ogni tempo ed epoca, perché conserviamo ancora oggi queste lettere nel canone biblico. Che grande privilegio. Versetti 11 e 12. Intanto Dio faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Guardate che contrasto. Proprio nella città della magia c'era infatti un gruppo innumerevole di esorcisti, di maghi. Bastava che un fazzoletto o altri panni che avevano avuto il solo contatto con il corpo di Paolo avrebbero portato guarigione. Il potere di Efeso è sbriciolato con la presenza di un uomo. Domenica parlavamo di farfalle, pensando alle nostre vite non solo trasformate dalla grazia del Signore. Efeso ci lascia conoscere che ogni potere satanico è sbriciolato da quella stessa grazia che opera con potenza nei suoi figli, soprattutto in momenti particolari della rivelazione. Ricordare ciò che accadde proprio in Egitto, come anche ricordare gli eventi straordinari conosciuti nel libro degli Atti, per non dimenticare
il testo di Daniele che ci pone tra questi due periodi. A Corinto Gesù ha voluto dire qualcosa a Paolo e lo fece con un sogno. Ecco le parole, capitolo 18, capitolo precedenti, versetti 9 e 10, dirà così la parola del Signore: una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Ciò che Dio dice, fa. Così accadde non solo a Corinto, ma anche ad Efeso. Egli si mostra comprensibile, ben disposto verso coloro a cui manca qualcosa. Pensavo a quei discepoli che Paolo incontrò per primi, come anche a coloro che avevano un disagio fisico, un handicap, perché vuole soddisfare i bisogni della gente a livello della loro comprensione. Potremmo dire che il suo parlare non è mai incomprensibile a coloro che manifestano un bisogno, ed è solo la durezza del cuore che impedisce di comprenderlo. Il Vangelo ha sempre molto di più da offrire. Efeso, la città del teatro che poteva ospitare 24.000 persone, la città della grande dea degli Efesini, inneggiata ed esaltata, la città che aveva le strade lastricate di marmo, la più importante era larga circa 20 metri e i suoi margini si trovavano le colonne sulla traiettoria che dal porto andavano verso il centro, tutta l'architettura, lo sfarzo, le immagini rappresentate che avete visto anche nel video, poteva essere considerata anche la Las Vegas dei nostri tempi, risultava comunque inadeguata a risolvere e a rispondere ai veri bisogni degli uomini. Rileggendo solo un versetto di quanto abbiamo letto prima, vi dico che è scritto così: e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ecco cosa sa fare la potenza del Vangelo. Non ci sono cose che in una città come Efesini potessero risolvere queste criticità. L'idea che ci arriva è la liberazione da qualcosa o da qualcuno. A volte non comprendiamo fino in fondo i benefici che abbiamo nella grazia del Signore, ma anche non abbiamo consapevolezza, una piena consapevolezza della forza che il Vangelo ha nel donarlo agli altri. Ora c'è un cambiamento, c'è qualcosa che accade, si vuole anche imitare questa potenza del Vangelo, si vuole duplicare, replicare, non so quale il termine sia più appropriato, ma qualcosa di particolare avviene. Leggiamo dal versetto 13 al versetto 17. Ora il testo ci dice così: alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, giudeo capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su tutti loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo fatto fu risaputo da tutti giudei e greci che abitavano ad Efeso, e tutti furono presi da timore e il nome del Signore era esaltato. Ora, non so cosa pensate, ma sembra che chi dovrebbe rappresentare e onorare le cose di Dio si occupi di altro. Tentarono i figli di Sceva, giudeo e capo sacerdote, di usare il nome di colui che non conoscevano, il nome di Gesù. Usare quel nome in modo fraudolento, possiamo dire, e per servire i propri scopi. Non credono al Vangelo, ma vogliono appropriarsi della sua potenza. Mentre Apollo non conosceva alcune cose
su Gesù e le ricevette nell'ascolto di Aquila e Priscilla, questa coppia che era dovuta scappare da Roma. I 7 figli di Sceva potranno ascoltare solo la voce dello spirito maligno e ricevere una risposta lapidaria. Conosco Gesù, so chi è Paolo, ma voi chi siete? Degli sconosciuti, senza identità, senza valore. Gli stessi spiriti malvagi non sapevano chi fossero. E se non bastava questa domanda, furono denudati e feriti dall'aggressività di questi demoni. Vennero sopraffatti, non poterono esercitare nessun ruolo per bloccarli perché non conoscevano Gesù e i benefici che scaturivano da questa alleanza. Una notizia da prima pagina, potremmo dire, perché tutti i cittadini di Efeso conobbero ciò che era accaduto in quella casa. Non solo, furono presi da timore e il nome del Signore veniva esaltato. Allora comprendiamo che i conflitti sono necessari per avere un'opportunità di superarli. Ecco cosa impariamo in questa narrazione dalle non poche ostilità. E i risultati possono vedersi subito. Versetti 18 a 20. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolato nel prezzo trovarono che era di circa 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Il credere porta a cambiare. Confessavano e dichiaravano le cose che avevano fatte, soprattutto coloro che avevano esercitato le arti magiche, svelando i loro segreti, i loro inganni in ambito pubblico, bruciando i libri didattici alla presenza di tutti, sui quali avevano appreso le tecniche della magia. La quantità dei materiali bruciati era così ingente che si poté fare anche una stima, 50.000 dramme d'argento. La sfida a voi di conoscere il valore, ma vi posso dire che era un valore grandissimo. Un grande falò, possiamo dire, fu fatto quel giorno, in quelle occasioni, bruciando i libri. Luca nei vari episodi ci lascia conoscere l'impatto del Vangelo sullo stile di vita in tutti coloro che credono. Prima si crede e poi si fanno delle riforme nella propria vita. Così fecero questi incantatori che divennero dei credenti e costituirono la chiesa istituenda di Efeso. Quando leggeremo la lettera agli Efesini, ricordiamoci che parte di questi credenti erano quelli che bruciavano quei libri. Per cambiare bisogna togliere ciò che ostacola la relazione con Dio. Loro bruciarono dei libri. Cosa bisogna bruciare, togliere, rimuovere dalla nostra vita che ci ostacola nella relazione? Quando Luca descrive un particolare, nella circostanza dà un peso a ciò che si distrugge e si toglie alla città, significa anche che la città è benedetta da ciò che si integra attraverso la parola di Dio. Ciò che è bruciato favorisce un nuovo, una novità di vita. Bisogna parlare a questo punto di un tumulto in città. È l'ultimo conflitto da superare. Come si diceva in premessa, il conflitto del commercio di Stato, ovvero il commercio autorizzato dallo Stato. Vorrei leggere la seconda parte del testo che sigilla l'ultima scena che vogliamo descrivere questa sera, che ci lascia entrare in un tumulto perché la nuova via disorienta e infastidisce coloro che hanno un cuore duro. Ecco qui il tumulto. Versetto 23, in quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via, perché un tale di nome Demetrio, orefice, che faceva tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Riuniti questi e gli altri che esercitavano il medesimo mestiere, disse: uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità.
E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente, non solo ad Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà, colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: grande è la dea Diana degli Efesini. E la città fu piena di confusione. E trascinando con sé a forza Gaio e Aristarco, macedoni compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli glielo impedirono. Anche alcuni magistrati dell'Asia, che erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, infatti l'assemblea era confusa e i più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti. Dalla folla fecero uscire Alessandro, che i giudei spingevano avanti. Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo, ma quando si accorsero che era giudeo, tutti per quasi 2 ore si misero a gridare in coro: grande è la Diana degli Efesini. Allora il segretario, calmata la folla, disse: uomini di Efeso, c'è forse qualcuno che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Queste cose sono incontestabili, perciò dovete calmarvi e non fare nulla in modo precipitoso. Voi infatti avete condotto qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualcos'altro, la questione si risolverà in un'assemblea regolare. Infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per la riunione di oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale poter giustificare questo tumulto. Detto questo, sciolse l'assemblea. L'ultima scena, abbiamo detto questa sera, l'ultima scena è che il cristianesimo annunciato mina gli interessi di coloro che nella religione trovano una occasione di esercitare potere, controllo, nonché lucrare sugli altri. La specificità di adorare la grande Diana, la dea degli Efesini, era quella di essere una dea alla portata di tutti. Rappresentava la fertilità, aveva 28 seni nella parte frontale del suo corpo, intorno al suo collo vi era una collana riportante i segni zodiacali, si occupava di proteggere alla guerra, infine attraverso gli imprenditori del commercio delle statue, chiamati artigiani, nominato nel testo anche orafi, ricevevano doni alla portata dei poveri, piccole statue in terracotta, come anche doni da parte dei ricchi realizzati in argento. Quali sono le questioni che Luca cerca di trattare attraverso questi racconti? Possiamo dire che la trasformazione di alcuni che accolgono il Vangelo ha un forte impatto nella città che è in tumulto. In realtà non si vuole favorire un progresso, si vogliono lasciare le situazioni così come sono. È interessante che queste persone che accolgono il Vangelo non si pongono contro le altre, ma solo non fanno più le cose che facevano prima. Non sono più come erano prima e questo nuovo stile di vita, possiamo dire rinnovato, provoca rabbia e tumulto. La magia è stata rimossa nella città perché chi aveva creduto scelse, ripeto, scelse di bruciare i libri. Questo significa che le vere riforme partono da un piccolo spazio, partono dalle nostre vite, che si incammina in nuovo stile
stile di vita e si distacca da ciò che si faceva prima. La paura e l'ostilità promossa in un tumulto è dovuta al fatto che non si vuole avere tante persone che si incamminano nel nuovo percorso che è chiamato la via. Il grido alla grande Diana degli Efesini voleva proprio significare un rifiuto al cambiamento ed una inconsapevolezza delle vere ragioni di fondo. Tanto che l'autore ci dice che non sapevano neanche perché c'era tutto questo caos. La seconda considerazione, che risponde alle questioni che Luca cerca di trattare nella narrazione, è che i cambiamenti visti negli altri, quindi possiamo dire i frutti della salvezza, sfidano, provocano rabbia in coloro che rifiutano di cambiare. Pertanto non scoraggiamoci quando siamo provocati e quando cerchiamo di vivere una vita in ubbidienza al Signore. Un altro aspetto che mi colpisce riguarda chi placa il tumulto. È un funzionario del comune, un uomo dello Stato. I riformatori chiamavano queste virtù la grazia comune, che permette alla Chiesa di essere protetta, almeno in questa circostanza. Ci sono uomini e donne che hanno un senso di giustizia e che sono in grado di calmare i tumulti, di ripristinare la legalità. Luca voleva dimostrare che Roma non aveva niente contro il cristianesimo in generale. A Corinto il proconsole di nome Gaglione si era perfino rifiutato di ascoltare le accuse dei giudei. A Efeso invece è un segretario cittadino. Questo era il suo ruolo specifico. I problemi che Paolo affronta non sono contro lo Stato, quanto contro le persone religiose. Cosa impariamo per un ministero efficace? Andiamo incontro agli altri. Paolo si è impegnato nelle case, nei luoghi pubblici e nei contesti nei quali la città poteva ascoltare e vedere un missionario in azione. La tecnica di comunicazione è quella della persuasione, ovvero convincere piuttosto che imporre le cose. Ha avuto il coraggio di entrare nei contesti nei quali poteva anche sostenere un dibattito, quindi ascoltare opinioni contrarie, senza trasformare quel momento in un problema personale. Erano le idee che si discutevano. Il nostro evangelismo risulta essere superficiale in alcune circostanze, a volte rafforzato da grandi appelli. Il lavoro di Paolo è lento, costruisce relazioni che lo favoriranno a lungo termine. Andiamo dagli altri e cerchiamo di affrontare con oculatezza e delicatezza le loro questioni, i loro problemi. Oppure cerchiamo di decostruire una religiosità che risulta inadeguata per ricevere la salvezza in Gesù Cristo. E vorrei concludere rileggendo Atti capitolo 20, che abbiamo letto in premessa, proprio per lasciarvi e salutarvi con questo stato d'animo che caratterizzava la vita di Paolo, affinché possa essere un esempio per noi nel comportamento, nell'atteggiamento, nel muoversi secondo e guidati dallo Spirito Santo. Lui dirà così: voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù.
Buona serata a tutti, Dio vi benedica.